Ha il numero 22 sulle spalle, si chiama Stefano Gentili, ormai una presenza di quelle vere, di quelle serie, di quelle che vale la pena seguire. Ieri lo abbiamo detto, anche se eravamo lontani da Bari, no? Nel momento giusto, l'uomo giusto, l'idea giusta, vittoria di squadra, però oltre l'ostacolo, l'ha detto anche il coach, ma noi lo ribadiamo perché era difficilissimo. Abbiamo giocato contro una squadra che l'anno scorso ci ha battuto in finale scudetto, soprattutto in 1 o 2 giorni dove abbiamo fatto 2 supplementari, quindi i valori sono stati lì. Sapevamo che durante il precampionato ci è mancato un po' di continuità, è una cosa che abbiamo sofferto un po' anche in Supercoppa, penso che sia un po' dovuto al lavoro barra il fatto che comunque siamo tornati insieme veramente da poco, da 1 settimana c'è la squadra completa in realtà, 1 settimana 10 giorni massimo, quindi niente, siamo contenti di essere riusciti già a portare a casa un trofeo. Stefano, quanto è importante però la vostra abitudine, no, al lavoro, soprattutto per integrare i nuovi? È come se questi ragazzi, molti di loro sono arrivati da pochissimo, è come se giocaste insieme da una vita. Dove sta il segreto? Ma il segreto secondo me è quello di aver lasciato un'ossatura e un'idea di squadra simile a quello che c'era l'anno scorso, cambiando alcuni interpreti, però diciamo, l'ossatura che c'era di cui faccio parte aveva, diciamo, la responsabilità di trasmettere un po' quello che era il pensiero, la filosofia di gioco dell'anno scorso, e direi che abbiamo cominciato abbastanza bene. E a proposito di filosofia, voi avete un coach che davvero, l'abbiamo detto così scherzosamente, ma nell'arco di 7 mesi ha portato a casa 2 trofei, chiaramente insieme a voi una finale scudetto persa peraltro in gara 7 con situazioni un po' particolari anche logistiche. È un valore aggiunto, Stefano? Assolutamente sì, è un coach che ha un'idea di basket moderna, dove l'aspetto tecnico e la disciplina sono importanti, ma dove è anche importante il giocatore, la responsabilizzazione del giocatore, il fatto che questa cosa qua ci rende gruppo e ci dà quel quid in più che ci fa superare gli ostacoli. Adesso c'è poco tempo, cioè praticamente giovedì si fa l'esordio ufficiale in quel di Varese e poi domenica l'abbraccio con il Palasserra di Minni. Ti è mancato un pochino? Ma diciamo che dobbiamo tornare subito sul pezzo per festeggiare, c'è poco, e siamo contenti allo stesso tempo di aver fatto questo risultato, ma dobbiamo rimanere concentrati perché la stagione è lunga e le difficoltà sono dietro l'angolo, non ci dobbiamo sedere. Siamo sempre qua. Siamo gli Ultra.